Però comunque rammento al sindaco che lui deve essere il primo a seguire questi consigli, non li deve dare e poi deve essere il primo che non li segue. Lui li deve seguire e quindi non deve cercare di distogliere l'attenzione, perché comunque un problema di sicurezza a Udine esiste, no? Esiste in più ambienti. Siamo dentro invece, e su questo sono assolutamente d'accordo con il sindaco, dentro a un momento storico in cui le destre al governo stanno alimentando una attitudine di pancia repulsiva nei confronti dei diversi, chiunque essi siano, che siano trans, che siano omo, che siano migranti. Cioè, io credo invece che siamo dentro a questa narrazione. Il sindaco non ha alzato i toni, ha semplicemente detto che, dal mio punto di vista non ha alzato i toni, ha tenuto un profilo che io ho subito ripreso. È un modo per distrarre, no? Anche, non diciamo, so, questo lo dite voi, io dico che ha difeso un profilo politico di una maggioranza che su questo ha delle sensibilità importanti. Allora è anche colpa vostra se al quartiere della, come si dice, di San Domenico vivono da 2 anni in maniera, si chiudono tutti in casa la sera perché hanno timore di minori stranieri non accompagnati, quindi come dire allora che tutti i minori stranieri accompagnati, gli immigrati, naturalmente tutto quello che accade, gli stupri, è colpa di una politica di sinistra dissennata che non ha fatto nulla contro gli immigrati. Non è così, io non mi permetterò mai di dire una roba del genere, quindi cioè, mi dispiace sentire il sindaco della mia città che dice invece che praticamente quello che è accaduto l'altra sera è colpa di una forza di governo o di un esponente. Beh, insomma, che incita all'odio. Una tua collega di maggioranza, non faccio il nome, è uscita facendo un post dicendo che il governo incita all'odio, fomenta l'odio. Io non credo.